benvenuti a Record Space di Cittafiera per la web TV Esploreama. Oggi andremo a conoscere in maniera un po' più approfondita il comune di Martignacco e parleremo anche delle sue peculiarità, delle sue iniziative e lo faremo con il primo cittadino che ci onora qui della sua presenza, il sindaco Gianluca Casali. Buongiorno sindaco, benvenuto qui tra noi. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e un in bocca al lupo alla web TV Esploreama. Grazie signor sindaco. Allora io partirei subito con le iniziative del comune di Martignacco, ma legate al territorio, cioè come viene valorizzato e soprattutto anche il territorio in sé con le sue peculiarità. Sì, innanzitutto vi voglio raccontare che il comune di Martignacco è un comune di 7.000 abitanti alle porte della città di Udine, che si contraddistingue per tutta una serie di realtà. Innanzitutto vorrei raccontarvi dell'ambiente in cui sorge il comune, è un ambiente assolutamente naturale, ai piedi delle colline moreniche, dove da lì partono tutta una serie di percorsi naturalistici e ambientali di assoluto pregio. Ve ne cito alcuni: il percorso della Chiaminada, il percorso della Via delle Acque, ma anche tutti i percorsi che partono all'interno del parco del Beato Bertrando. Allora, vi ho parlato della natura, poi ci sono naturalmente tanti altri motivi per venire a Martignacco. Martignacco si contraddistingue per una serie di dimore storiche. Penso a Villa Italia, che ha ospitato Vittorio Emanuele III durante il primo conflitto mondiale, ma voglio ricordare il Poggio Stringer, residenza di Bonaldo Stringer, primo presidente della Banca d'Italia, nonché ministro delle finanze all'epoca del governo Giolitti, per passare poi alla centrale Villa Deciani di Francesco Deciani, già sindaco di Martignacco, ma anche ovviamente una delle famiglie più facoltose della nostra comunità, dove tra l'altro sorge anche la chiesetta dedicata a San Nicolò, che poi viene ritrovata nel simbolo, nel logo del nostro comune. Ecco, naturalmente voi create anche delle iniziative ad hoc per poter visitare questi posti storici e comunque importanti anche per il comune. Organizzate anche iniziative anche a livello, parlava prima di piste ciclabili. Piace ricordare l'iniziativa del FAI, Fondo Ambiente Italiano, dove l'anno scorso sono state aperte queste ville con oltre 2000 visitatori in poche ore di apertura, ma anche tante altre iniziative poi di livello locale dove queste peculiarità vengono valorizzate. Penso alla cicloturistica Sorrisi e Pedali, dove ovviamente vengono fatti conoscere i percorsi ciclabili. Penso alle tematiche relative alla salute con il progetto Martignacco del già professor Feruglio, che ha fatto conoscere a tutti i corretti stili di vita e la corretta alimentazione anche con un'attività motoria sana, per cui è nato il percorso della Chiaminada. Ecco, sono tutti motivi di sicuro interesse per venire a Martignacco e per scoprire tutte queste particolarità dal vivo. Ecco, per saperne di più, voi avete un sito internet dove sicuramente promuovete, cioè se uno vuole sapere come raggiungervi, come conoscere queste varie iniziative che fate, le promuovete sul sito, trova tutto? Cioè, Assolutamente sì. C'è il sito internet istituzionale del comune dove tutte queste iniziative vengono promozionate, ma poi mi piace ricordare anche in un'epoca social, il comune di Martignacco si è dotato sia della pagina Facebook ufficiale che della pagina Instagram, per cui anche gli aggiornamenti in tempo reale sono garantiti con questi nuovi strumenti di informazione. E poi abbiamo la fortuna, come oggi, di poterlo fare direttamente con questi strumenti, che sono strumenti nuovi, innovativi e che ci danno la possibilità di raggiungere tante persone. Ecco, magari noi poi nel tempo ci impegneremo situazione per situazione, iniziativa per iniziativa, ad ospitarvi qui, così nel dettaglio potrete parlarne ed entreremo proprio nel succo di queste belle iniziative. E in questo periodo, devo dirlo, purtroppo non molto felice, comunque ogni comune si organizza. Ecco, il comune di Martignacco come sta affrontando questo dal punto di vista proprio anche della vicinanza, diciamo, alla popolazione? Allora, ci sono tutta una serie di iniziative che sono dedicate, che sono in linea con poi le politiche sia regionali che governative. Ovviamente quello che ci preme di più è dimostrare la vicinanza nei confronti delle attività imprenditoriali, che sono quelle che magari in questo momento sono più preoccupate, perché dietro
naturalmente ai luoghi di lavoro, ci sono famiglie, ci sono delle attenzioni particolari, ma volendo guardare al positivo io dico che bisogna essere tranquilli, nel senso che dobbiamo fidarci di quello che ci viene così raccomandato, dobbiamo essere pronti a reagire. Il popolo friulano ha saputo sempre dare grande prova di reazione e io credo che tutti assieme possiamo poi dare lancio a una ripartenza che sarà sicuramente positiva per i nostri territori. Qui abbiamo un terreno fertile fatto di brave persone, di persone che sanno rimboccarsi le maniche e senza paura affrontare il lavoro. Grazie signor Sindaco. Prima di concludere la nostra piccola intervista, mi piacerebbe da parte sua un messaggio positivo per tutti nella sua figura istituzionale. Assolutamente, come vi dicevo, questo è un momento particolare, delicato, dobbiamo tutti rispettare le regole perché il dato principale è quello di tutelare la salute. Dopodiché io sono convinto che tutti si impegneranno affinché anche il mondo del lavoro e della ripartenza economica possa trovare soddisfazione. Ne sono convinto perché se immaginiamo che già nella fase che ci ha caratterizzato tra la primavera e l'autunno i segnali del nostro territorio erano positivi, perché effettivamente si respirava quell'aria di ripartenza, quella voglia di fare che è tipico dei nostri luoghi. Per cui sono assolutamente fiducioso che quando avremo risolto il problema sanitario sapremo dare ai nostri luoghi di nuovo quella vivacità che da sempre li caratterizza. Grazie Sindaco, grazie di essere stato qui ospite tra noi Grazie a voi. e noi ci vediamo al prossimo appuntamento qui al Rec Space con la web TV Esplora e Ama.